Venga, perché io, Ma io dico, siccome le voglio bene, scombuscolato io. esatto, io siccome le voglio bene e la capisco già dallo sguardo, Scombuscolato vedo che lei sono oggi non ancora. sta veramente bene. Lei è un po' No, di ieri scombussolato. sera, tutte le cerase che ci hanno dato. Ah, I ciliegie che ci hanno dato e poi ne sono litri di acqua. sì, lei ha mangiato molte ciliegie e ha Non c'è bevuto un chilo di tanta ciliegie, acqua. poi mi bevi il litro di acqua. Quindi stanotte... Comunque E approfittiamone ancora mi per sento salutare gli amici di Montagna Reale. Montagna Ieri erano Reale. tantissimi in provincia di Messina, viva Montagna Reale, dove ci sono 5 amministratori, cioè la giunta è formata da 5 persone, Di questi sindaco e 4 assessori, 3 sono femmine, 3 sono donne, 3 sono meravigliosamente donne. Quindi il sindaco e 2 assessori. E mi dicono che le cose vanno bene, quindi Sì, insomma le donne sono brave, soprattutto quando si tratta poi di organizzare, di mettere insieme. Infatti ieri hanno organizzato tutto perfetto. Bene, bene, bene. Come si chiama? Anna Sidoti il sindaco, mi pare, sì. Sidoti. Sì. Anna Anna, sì. La salutiamo e salutiamo tutta l'amministrazione, il consiglio comunale e tutti i collaboratori del comune che sono stati affettuosissimi con noi. Bellissime ciliegie. Però al di là delle ciliegie c'erano anche le castagne. non si accoppiano. Con l'acqua non si accoppiano. Lo so, lei ne ha bevuta troppe e ne ha mangiate troppe, vabbè. Quindi cosa ci vuole dire? Niente. No, niente, Vabbè. questa notte stesse cuccato, ma magari assettato. Sì. Ma va bene, Una va bene. notte proprio... Senta, ma invece perché così turbato? Perché No. prima ha detto sono scemo o non sono scemo e abbiamo capito perché. Poi ci ha raccontato di questa disavventura di suo cugino Alfio l'altro giorno. L'altro giorno è successa una cosa al bar del paese. Nel mio paese c'è un solo bar, una piazza, non è che il tuo paese è Nico, siamo 128 cristiani, quando la squadra del paese gioca in trasferta e ci andiamo a vedere la partita, all'ingresso del paese ci mettiamo un cartello, torniamo subito. E beh, certo, 128 vanno tutti allo stadio e il paese non arresta nessuno. Sì. Gli spettatori, l'ultima partita che si fece entra a casa la squadra, gli spettatori erano 87, 86, 87, 86, 87, 86. Perché uno aveva la moglie incinta che stava partorendo, cioè tra sé venisceva allo stadio. In attesa che nascesse o meno il figlio. Vabbè. E allora? E l'altro giorno è entrato uno, verso le 3 meno un quarto, o paese, con questo caldo. Ma dove? O paese. No, bar. Al bar. Al mio paese è come se c'è a siesta. Verso i 3 meno un quarto non c'era nessuno. C'era un banconista che si stava facendo le parole crociate e io che mi stavo leggendo il giornale. Parlavano di lei. Ah, di me? Minchiati. Certo, quando parlano di me sono fesserie. Però è giusto, guardi che dopo pranzo, soprattutto il siciliano, no? Si riposa. C'è questa abitudine in Sicilia. Non c'era nessuno. Volavano solo le moto. Noi siamo un po' come i latini che dicevano che post prandium stabis, post cenam lente deambulabis, dicevano così i latini, per cui noi facciamo un po' come i latini. Esatto, sì, facciamo post prandium stabis, post cenam lente deambulabis, così. Noi così diciamo. Come dice lei? Lo dica lei, lo dica. No, vabbè, pare che uno ripete quello che ha detto lei. Invece, guardi, proprio questa volta noi vogliamo che lei ripeta, perché è una cosa che... Rosa, lo sanno tutti che post pranzo, cioè dopo pranzo stabis, te ne stai tranquillo, dormi, ti riposi, post cenam, dopo la cena invece lentamente deambulabis, che vuol dire? Che io stanotte violentemente deambulabis. Vuol dire camminare, vabbè, comunque lo facciamo noi siciliani spesso. Prego. Allora al bar che è successo? Era al bar, che si faceva parole crociate, io in un angolo mi stavo leggendo un giornale, magari per... c'erano scritte cose su di lei, magari per avere notizie sopra del Catania. Arrivato a un certo punto, entrava uno, ma qua chi è forastero. Questo non è una faccia nuova, paese. Scognito, sì. Non c'era nessuno, solo i muschi che volavano. Questo entra, si avvicina al banconista e ci fa, giovane, per cortesia fammi 3 caffè. Giustamente un barista, non per essere così serioso. Ma che si scusi? Per essere, scusi? Non per essere così serioso. Ma ci si scusi, ma perché 3 caffè? E a questo lillullino, non ti preoccupare, c'è uno per mia, uno per te e uno per 2 gran cornuto di tuo padre. Questo gli ha detto? No, la Rosa, un banconista che è un marocchino, che si pigliava Don Peppino Badesicchi. Cacaroso, no, aspetti, fermo. Un chiappavo do collo, tuteravo, che ci rese tombolata la marocchina, ma tembolate. Un consumavo, lasciavo mezzo morto e mezzo... Io non uscivo da bar a 4 piedi. Io talai un marocchino come chiedo se io un marocchino mi talai mi si dice, chissà se c'è bastata lezione. Così mi dice. L'indomani, giovedì, allo stesso orario, io dando il giornale,
magari l'indomani parlavano di lei, minchia da capurria. Sì, anche l'indomani. Ma non le leggo le cose su di me. Entra un'altra volta chi? Alle 3:15. Sì. Tutto infasciato dalla testa, i cerotti dalla faccia di corpa che avevo scattato l'anno prima. Io come ho visto in La Rosa, mi cascavo il giornale di mano. Tagliavo un marocchino tagliava io si ci avvicinavo. E dice, giovane, fammi 2 caffè. 2, stavolta 2, non 3, 2. Un marocchino tagliava i necessari, c'è 2, vero? Non più 3. No, c'è 2. 2. Uno per mia, uno per 2 gran cornuto di tuo padre, per te niente che sei troppo nervoso. Ma lei si rende conto di che mi rendo conto. Ah, pazzia. Lo so, la gente, sarà il caldo, saranno i tempi. Senta però, perché ho visto qualcuno e soprattutto qualche donna perplessa, mi ha detto che il barista si chiama Don Peppino? Badisicchi. Ora io ma lei lo sa, chiedo scusa, io lo so perché, ma lo dica perché. Perché? Perché tant'anni è maritato con una donna molto più giovane di lui. Sì. I figli non ce ne mandavo, il signore non ce ne mandavo. Succede. E allora andò a paese che non perdono occasione per mettere zizzani e così. Dice, auguro, io Don Peppino da Badisicchi. Si chiamano... Ora invece è diventato papà. Il signore ora ci mandava. Ah, ho capito, sì. Sì, perché siccome io si dice troppo vecchiereggio, proprio 3 anni fa si è preso questo marocchino aiutante. Ho capito. È giusto, siccome forse è stata una buona azione, che lui si pigliava questo marocchino, manco vinno questo marocchino, una paremisa, moglie sta ungendo. Sì. È stato il premio proprio. Ho capito. Perché bisogna fare del bene. Quindi lei sostiene, e anche il pubblico che applaude è d'accordo, che ci sia stata una corrispondenza tra la sua buona azione di avere assunto un extracomunitario e il fatto che la sua signora sia rimasta incinta. Micirino nasce ma bello. Bello, sì. Capito? Rizzi. Colore della pelle? Ni un ringiolo, olivastro. Ma bello, masco. E Don Peppino è contento? Don Peppino è contento, chiamarono Alfio Abdullah. Vabbè, basta che è contento Don Peppino, a noi che ci interessa. Vabbè, ci vediamo tra un po' perché dopo l'esibizione di Andrea Barone e il secondo momento di Noemi, io le chiederò, visto che lei lo ha detto prima, che è arrivato con la sua 600, le chiederò di parlare della sua macchina. Ecco, per le mie amiche della comunità di Sant'Egidio che arrivano da Roma e che dunque non sanno esattamente lei che macchina si ritrova a casa. Sono romane? Sono romane, ma ormai trapiantate qui in Sicilia. Fanno parte della comunità di Sant'Egidio di cui parleremo tra un po'. Perché posso parlare ma con romano, Ah sì? Ciao. Mannaggia i pescetti. Allora, vuole dire che macchina ha? Io ho una 600 Fiat. Sì, di colore? Bianco satinato, sporco graffiato. Proprio tutte i segnali da tigre da lato, originale da casa, così, tutta arruggiata. Sì. I funni su fracete. Sì. Però è segno che la macchina è di lamiera, non come ti dico che fanno ora di plastica. Ora i funni ci fece rinforzare perché cascavo mia moglie, cascavo tutto il sedile. Cioè sua moglie è caduta e sprofondata? Pigliai una scaffa forte, che cascavo il sedile che do so, i scintili. Certo, una donna che cade con tutto il sedile. Io dissi, madonna, è morta mia moglie, sai, il costorio è morta. No! Mi sono tradito un attimo. Certo, si è tradito. Perché disse, ma carica non muore, si brucia tutta. E invece niente. Niente, intatta. Niente, si fece un po' di ceretta, si bruciava un po' di pila di anni. Che aveva pulito un po'. Perché... Siete, ha messo la radio nella macchina per dirlo sempre allora? C'ho la radio vegetale originale. Che vuol dire vegetale? Di quello vegetale che tu tocchi. Digitale. Lo tocchi? Com'è? Digitale, la radio digitale. Digitale. Sì. E questa qua ci ho montato, poi io ci ho fatto il tettuccio aprile di sopra. Apribile. Ci ho messo la marmitta paralitica. Sì, perché sennò a Catania non mi facevano entrare. Sì. E ci ho messo la radio automatichissimo. Automatichissimo, che vuol dire? Che in stazioni cangia solo. Sì? Tu cammini, pigli una scaffa, e io cangia stazione. Ho capito. Ma veramente, una cosa bellissima. E c'ha un'antenna? C'ha l'antenna diabolica che va da dietro. Diabolica, sì. E rusica nastri magari. Rusica? Sì. Il vecchio mangianastro. No, io si rusica. Li corrode qua. Sì. E l'antenna è lunga? L'antenna è lunghissima, 6 metri. Parte davanti, è fatta a arco e poi è attaccata a un portabagagli di dietro.
doppio uso. Perché? Andandolo a attaccare perché in tuo paese non potevo circolare. Perché andavamo da tutti i bacconi, ne portavo tutti in roba sternosa. Troppo alto, troppo allora, alto. l'ho piegata a arco e non solo è bella perché c'ha una certa estetichezza, ma anche mia moglie, quando un domeno non si asciugano i robbi, per esempio mutandine, magliette di lana, maglia in carne, queste cose, stringipette, i chiacchi, i taccano da andina, mi faccio 3 giri del paese, tutto asciutto. Perfetto, quindi tutto è utile, doppiamente utile. Vabbè, dopo parleremo però di un'unica defiance di questa sua macchina. Questa sua macchina che è sempre andata bene ha avuto una defiance e lei ci racconterà di questa defiance. Lei ci parlerà della defiance. No, noi eravamo rimasti che ci raccontare quando restai ai piedi. Appunto, avere una defiance vuol dire non far bene una cosa, quella volta la sua macchina l'ha lasciato a piedi. Ah, quando uno non fa bene una cosa... E ha delle defiance. Perciò lei che femmina è sempre in defiance. È sempre in defiance. Arrivederci.